Buonasera. Volevo avvertire tutti quanti che abbiamo ammazzato il signor Bin Laden. Siamo stati bravetti. E che purtroppo lo cercavamo nel posto sbagliato. Pensa che mone. Non mi ricordo cosa dovevo dire. Allora dirò delle cose un poco a caso per non far notare che non so che cazzo sto dicendo. Ciripiri parapere papiri. Ah, non mi sono ricordato. Succede spesso che il migliore nascondiglio sia quello sotto gli occhi di tutti quanti. E pensate un po', il signor Bin Laden era tronista di Maria De Filippi, porca la puttana. E noi a cercarlo nel dove cazzi stan, come dei poveri pirla. E voi lo sapete cosa ha fatto Bin Laden mentre era nascosto? Mi ha tolto dagli amici di Facebook. Già prima gli dicevo smettila di mandarmi i poke, perché non so più come si tolgono dalla bacheca, porca puttana. E poi così con le bim bum, insomma, è morto. L'abbiamo ammazzato noi. Oh yeah. E pensare che avevamo istituito un concorso per beccarlo, chiamato Bin for Life. E invece ho vinto io. E voi no. Merde, stronzi. Chi lo dice lo è 100 volte più di me. Specchio riflesso. Faccia d'acceso. Lo so che tra Osama e Obama c'è poca differenza, ma almeno io non ho dei soprannomi stupidi, tipo Bin Laden, tipo Mr. Bin Laden. E buon, ciccia il culo, insomma, dai. Adesso ascoltiamo l'ultima registrazione ufficiale del signor Bin Laden, preso poco prima della preparazione di un attentato che avrebbe ammazzato tutti belli e brutti. Due elefanti si dondolavano sopra il filo di una ragnatela e, reputando la cosa interessante, andarono a Non mi ricordo come va avanti la canzone. So che non c'entrava niente. Certo, lo so. Bravi. Ma io come potevo chiudere questo discorso senza una bella canzoncina edificante, in maniera che tutti quanti possono essere felici senza Bin Laden? Ora basta, mi annoio, vado a mangiare del Kinder Bueno. Ascoltatevi la registrazione di Bin Laden. Signor Laden? Che rompe i coglioni! Signor Laden? Sto a cagà! Apra per cortesia, siamo della NATO, stiamo venuti per ucciderla. Non potete tornare più tardi che non sono in casa. Bene, sfonderemo la porta. 3, 2, 1, via. Oh, ma me ne anda a fanculo! E mi raccomando, andate su maxino.net che è pieno di cagate.